Buongiorno e ben ritrovati. Oggi vorrei raccontarvi ancora un po' della storia del Parco Giardino Sigurtà ed in particolare di quando questo complesso ecologico oggi di ben 60 ettari fu acquistato dal dottor Giuseppe Carlo Sigurtà. Nato nel 1898 a Castiglione delle Stiviere, un paese a pochi chilometri da qui ed in provincia di Mantova, il dottor Sigurtà arrivò a Valeggio sul Mincio nel 1941 per comprare un calesse. In questa occasione gli fu proposta una visita a questa proprietà, che era stata messa in vendita già da alcuni anni ma che non trovava compratore. Il dottor Sigurtà ne restò subito colpito e decise di comprarla con un gesto di impulso. Così lui scrisse alcuni anni dopo. La felicità per questo acquisto passò però subito perché il dottor Sigurtà si accorse che qui c'era un problema, quello di irrigare tutte queste terre. Insomma, mancava l'acqua. Salvifica a questo punto fu una multa di ben 15 lire che il dottor Sigurtà ricevette. Questa multa era dovuta al fatto che i proprietari precedenti non avevano più pagato una tassa di irrigazione. Questa tassa, imposta sulla proprietà ancora nel 1699, autorizzava i proprietari ad attingere acqua dal fiume Mincio, che si trova qui vicino, per irrigare tutte queste terre. Il dottor Sigurtà a questo punto fu molto felice di pagare questa multa e una volta pagata cominciò il grosso del suo lavoro. Fece interrare in ben 30 anni circa 100 chilometri di tubatura e tutta la proprietà è perfettamente irrigata. Ogni angolo del giardino ha acqua. Inizialmente questo giardino non era visitabile, era un giardino privato del dottor Sigurtà. Fu aperto al pubblico nel 1978 e qui in origine, pensate, si entrava in macchina, si girava in macchina e non si poteva scendere. Vi vorrei adesso far vedere uno dei primi volantini che parlano del Parco Giardino, datato proprio 1978. Eccolo qua. Se lo leggete attentamente noterete che il giardino in origine era aperto solo sabato, domenica e festivi. Oggi invece è aperto 7 giorni su 7. All'interno invece delle bellissime immagini che ci raccontano di com'era il giardino a quel tempo. Ancora oggi il Parco Giardino è privato, sempre gestito con tanto amore e attenzione dalla famiglia Sigurtà. Le modalità di visita sono per fortuna cambiate, oggi si entra a piedi e si può visitare il giardino con comode golf car, in bicicletta oppure col trenino o lo shuttle.